Noi della stampa e non solo il refrain lo abbiamo sentito da tempo immemore, lo ritroviamo al punto 16 del programma condiviso tra Pentastellati e PD. Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al sud. Qualcosa che in questi termini esatti diciamo tutti, per strada, al bar, in famiglia, tra amici. È un'idea certamente radicata, ma generica troppo per determinare un punto da sbandierare come progetto compiuto. Anche perché i siciliani lo sanno bene, nel tempo non ci sono mancati fior di ministri che hanno esattamente detto lo stesso. Se ne sono dichiarati convinti al punto da utilizzarlo come slogan di campagne elettorali, di contratti di governo, insomma di iniziative propedeutiche alla conquista di un seggio. E di fatto l'idea che occorra in termini molto poveri fare qualcosa per il Sud ha anche fatto presa, ha incantato, ha strappato consensi fino a un certo punto. Poi i siciliani hanno cominciato a disilludersi con una pressione fiscale alle stelle, tasse e balzelli, qualità della vita al di sotto dei minimi civili, viaggi della speranza per la salute, collegamenti viari impossibili, ferroviari dai tempi biblici, aerei e marittimi costosi e con difficoltà per molti residenti di raggiungere gli scali a causa di una inesistente rete autostradale. E potremmo continuare all'infinito per descrivere una Sicilia dei non servizi e del non lavoro. Anche questa volta la nostra isola ha una chance, anzi ne ha tre, perché sono tre i ministri siciliani che oggi firmano l'incarico e giurano per il Conte bis. Sono Giuseppe Provenzano di San Cataldo, detto Peppe del PD, ministro per il Sud, Nunzia Catalfo, pentastellata catanese, ministro del lavoro, e Alfonso Bonafede, riconfermato del Movimento 5 Stelle di Mazzara del Vallo, ministro della giustizia. E adesso viene la parte più difficile, fare crescere il Sud. Operazione complessa tra vincoli dell'Europa, spending review, bilanci disastrati, impoverimento del ceto medio, obblighi imposti dalle banche, indigenza in aumento e perché no, anche con un Sud porta dell'Africa che a prodo del discusso e controverso fenomeno migratorio e che è lasciato da solo molto spesso a combattere l'emergenza. Riusciranno i nostri ministri ad imporre un cambio di passo? I siciliani attendono, mentre i nostri giovani continuano ad emigrare, le imprese chiudono i battenti e in tanti non sono nella possibilità di fare fronte ai problemi di salute a causa di una sanità stretta nelle maglie della necessità di attuare i risparmi. Riflessioni sulle quali chi governa deve assolutamente riflettere, riprendendo il contatto con la base rappresentata da quella popolazione asfittica e sofferente, sfiduciata e fino ad oggi vilipesa da politiche inadeguate e disattente ai bisogni della gente, perché, e almeno in questo la Lega non sbaglia, un nuovo voto prima o poi arriva e si abbatte come una scure inesorabile su ciò che è stato promesso e non attuato.